Dal Pala Allende di Cinisello Balsamo, benvenuti alla sfida tra le padrone di casa del Geas Sesto San Giovanni e le ospiti dell'Alama San Martino di Lupari. E quindi con una semitransizione Orsili che vede Moore vicino a canestro, non si riparte di slancio da lì come suo solito contro Orsili, che però ha il suo stesso passo da lì. Da queste a Bickel, si è persa un po' l'inerzia del mismatch all'inizio azione. Bickel conquista il centro area, poi è Simon che gestisce in coppia con Dalì. Gioco a due, il più classico dei dai e vai, con Trucco. Chiude anche lei il palleggio, trova poi Spreafico con la sua specialità, il tiro da 3 punti. Murat che prova a esplorare il centro area servendo Moore, passo e tiro. Simon poi fa ripartire l'azione. Bickel prova a estendere. Iniziano a cedere un po' le difese, sono parecchie in attacco. Hai parlato di difesa, è la difesa a tutto campo. Uscita Robinson, vediamo chi è entrata per lei, è entrata la numero 12. No, il numero 9, chiedo scusa, Caterina Gilli è veramente efficace. Ancora rischio di palla persa per il Geas, poi è Trucco dalla linea del libero, pick and roll con Robinson, il cambio accettato dal Geas. Robinson vicino a canestro contro Makurat, movimento del primo quarto, si va dentro da Moore in single coverage contro Robinson, chi di ottimo movimento ferisce. Trucco ne approfitta quindi Guarise per giocare il pick and roll con Robinson, anche lei da dietro l'arco. Prova a ripartire Guatmi per Conte, ritmi alti che sì. Scala benissimo in alto basso Moore. Trucco, tiro la giocatrice torinese del Geas, il rimbalzo però è nelle mani di Moore che serve Makurat. Quel mismatch vicino a canestro del Pero ha un altro mismatch contro Trucco, non lo esplora ma serve Gilli. La partenza, linea di fondo della giocatrice numero 32, la palla ruota velocemente per la tripla di Guarise. Più sul pezzo, è più in grado di portarsi a casa soluzioni a ferro. E la certezza, allora Bickel può giocare uno contro Moore dal post basso. Moore che le sporca il pallone, è costretta a ricominciare la sua azione, numero 51 che si avvicina per il Geas, servita a Moore, a mezza ruota, ha tutto, che ha spazio ma non ha centimetri per concludere vicino a canestro, si allontana, sbaglia ma Robinson, l'attacco con Makurat, dai e vai per la giocatrice polacca in 1 contro 1 vicino a canestro contro Del Pero, ha grande vantaggio e lo sfrutta. Della numero 5, rimbalzo nuovamente in attacco di Simon, al centro area per Dalì che spende anche il suo secondo fallo nell'azione successiva, il quarto di squadra, quindi da questo momento in bonus, lasciando Orsini contro Bickel. Scatta il raddoppio ma c'è il taglio molto ben fatto da Simon, poi si ferma e ragiona giocando il blocco con Bickel. Dalì dando la possibilità di una nuova transizione, blocco di contenimento di Bickel molto ben eseguito, che serve Bickel, una situazione più classica vicino a canestro contro Gustafsson, scattano i raddoppi del Geas ma Bickel li aggira, che si chiude. Moore contro Zvijanovic, ha un evidente vantaggio fisico, Gustafsson è però libera da 3 punti. Sui cambi del Geas è Dalì ad affrontare Trucco, la sfida portandola vicino a canestro. Dalì contro Simon, non riesce nell'intento l'attacco del Geas e allora Orsili a provare a pagare la cauzione per tutti, e Dalì come sempre a occuparsi della rimessa. Fuori per Bickel, scatta l'ormai usuale raddoppio dal lato forte per quanto riguarda San Martino, la palla poi perviene a Moore, svitamento verso il fondo, verso fuori, trovando 2 punti ma risponde immediatamente Simon. Orsili, Spreafico, prova a rispondere immediatamente e lo fa. Prova a rispondere anche lei da 3 punti, sbaglia ma il rimbalzo carambola nelle mani di Robinson, competente la difesa di Gustafsson. E allora Makurat gioca dal lato opposto ancora con Moore, tiro dai 5 metri sul pick and roll con Robinson. Spreafico che poi torna sulla giocatrice numero 10, poi da lì. Allora vantaggio numerico, lo prova a sfruttare con Guatmi contro Robinson, si smarca. Questo è il dinamismo di Jasmine Guatmi. Robinson prova a rispondere proprio con la stessa moneta, il tiro dalla media, piccoli, non mi sarei aspettato l'uscita di Moore. Trucco in svitamento contro Guarise, molto bene, prove di difesa a zona, si lascia però Dalì libera da 3 punti, che lancia la nuova transizione di Dalì, a poca posizione Conte, Dalì ne approfitta, piedi ma va corta sul primo ferro. Allora Makurat con 9 secondi serve Conte che spara da 3 punti, giocatrice americana di mano mancina ma sfortunata in questo caso. E allora Dalì esagera questa volta Guatmi, 2 contro 0 di Guatmi e Conte, appoggio morbido, brutto cliente per Simon che va di mano mancina ma Robinson fa il vuoto a rimbalzo, segna con il fallo ancora contro la pressione ovviamente di Dalì per Conte, palla per Makurat molto credibile da dietro l'arco e quindi
lo scarico per Simon al posto di Anastasia Conte. Bickel da 3 punti da dietro l'arco, utilizzare Barberis per arrivare da Moore proprio contro Bickel, vicino al canestro, lo scarico per Guatto, il tiro è nei tempi. Svijanovic, la deviazione solo di Makurat che non completa il recupero, allora da lì, da centro area. Torniamo in cronaca con Makurat che gioca 2 con trucco, che avrebbe la possibilità di andare fino in fondo. E Simon in guardia a sinistra da andare vicino verso canestro di mano mancina. Simon. E Orsilli a rispondere cost to cost in questa fase. Allora ancora Simon contro la difesa competente di Makurat, prova ad andare in svitamento di Makurat e transizione. Ci sarebbe Moore vicino al canestro, vista da Makurat. 7-6, 6-8 in favore dell'Alama San Martino Lupari, il finale